Sono 10 le liste con 80 candidati che sono state già depositate presso la Corte d'Appello di Palermo. Adesso toccherà quindi agli elettori siciliani scegliere gli 8 europarlamentari del collegio Isole che comprende Sardegna e Sicilia. Queste le liste presentate nella circoscrizione Isole: Forza Italia, Noi Moderati con capolista Caterina Chinnici, quindi a seguire Fratelli d'Italia con capolista Giorgia Meloni, quindi la Lega, capolista la licatese Annalisa Tardino, quella degli Stati Uniti d'Europa, capolista Rita Bernardini, quindi Azione con Calenda, capolista Carlo Calenda, quindi Azione Forza Nuova con capolista Roberto Fiore, il partito animalista Italexit partecipa con Patrice Battaglia, il Partito Democratico che vede capolista Ellis Lane, quindi il Movimento 5 Stelle rappresentata da Giuseppe Antoci, Libertà, la lista che fa capo al parlamentare siciliano Cateno De Luca, quindi quella di Alleanza Verdi e Sinistra con a capo Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, quindi Pace, Terra e Dignità con Michele Santoro ancora in forze, se entrerà o meno, Alternativa Popolare con in capolista Stefano Bandecchi, Democrazia Sovrana e Popolare con capolista Francesco Toscano. Alle ultime elezioni europee ricordiamo che il Movimento 5 Stelle fu il più votato col 29,77%, a seguire la Lega col 22,46%, quindi il Partito Democratico con 18,52%, Forza Italia col 14,79%, quindi Fratelli d'Italia col 7,24%, la lista Più Europa con l'1,97%, quella della sinistra con 1,65%, quindi Europa Verde con l'1,33%, a seguire gli altri partiti che complessivamente presero il 2,35%. Non partecipa alla competizione elettorale la Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro, è saltato all'ultimo momento l'accordo politico con i renziani di Stati Uniti d'Europa, il partito quindi di Totò Cuffaro resterà fuori dalle liste, ma sicuramente appoggerà qualche candidato.